Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.ogitreviso.it. Buongiorno ragazzi, Buongiorno. eccoci qua. Oggi è un momento quasi ufficiale per noi e come dicevamo prima nella diretta delle 9 è per noi un momento importante perché riteniamo che il festival abbia anche la necessità e l'importanza di creare una situazione in cui i temi sociali che vi toccano tutti i giorni, che voi ragazzi vivete tutti i giorni, con cui in qualche modo ci sbattete il naso, debbano essere anche da noi discussi. Quindi in qualche modo insomma la disponibilità da parte nostra di riuscire a trovare quel tema giusto per creare nelle vostre classi una discussione secondo noi era molto opportuno. Io suono la campanella d'inizio e poi suoneremo la campanella di fine. Ho il piacere e l'onore di avere con noi il luogotenente Alberto Bosco, che è il nostro luogotenente dei Carabinieri di Vittorio Veneto. Grazie. Buongiorno. Grazie a voi dell'invito. L'abbiamo conosciuto, devo dire, in un momento per noi importante, perché quando noi chiediamo i patrocini dobbiamo fare tutta la prima richiesta e quindi inviare la richiesta al governo, quindi ai vari cerimoniali che ci sono. Dopodiché ovviamente ci chiedono chi siamo, no? Perché uno dice, bene, chiede un patrocinio, ma chi sono questi? Potrebbero essere chissà quali personaggi strani. E così passano, prima ne parlavamo proprio con il luogotenente, passano dei gradi di controllo e abbiamo potuto conoscerlo proprio nel momento in cui gli abbiamo presentato il progetto per far capire a lui che non eravamo dei disgraziati qualunque. Sì, anche perché il titolo era dinamitardo. Perché la nostra associazione si chiama 400 colpi e uno dice ci picchia, cosa faranno questi? Spareranno per 400 volte. Li ho chiamati proprio per questo, insomma. Quindi ci siamo conosciuti e abbiamo fatto una bella chiacchierata sulle problematiche legate appunto alla nuova generazione, alle generazioni vostre e a quello che insomma succede nel bene e nel male durante la vostra vita, la nostra vita. Ma prima di tutto, e allora ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo, facciamo vedere i film che sono disponibili questa settimana per tutti voi.
Eccoci di ritorno. Facciamo anche vedere un pezzettino di quello che è successo ieri, giusto regia? Eccoci, allora, Luogo Tenente Bosco, abbiamo spiegato come ci siamo conosciuti, ma in realtà insomma, l'idea da parte nostra di coinvolgerla in questo momento di educazione civica, la chiamiamo così diventa più facile per i ragazzi, è proprio per parlare di problematiche legate ai ragazzi. L'Arma dei Carabinieri in realtà è molto vicina alle problematiche più difficoltose che la vita sociale dei ragazzi ha. Sì, diciamo che è una tematica che è sempre più all'evidenza, non c'è sempre stata, ma in questi anni poi dopo lo stiamo vedendo soprattutto con il fenomeno delle baby gang che preoccupano. Diciamo che ecco, quello che a noi preme è anche vedere questa evoluzione della società che diciamo non riprende più i canoni di una volta e quindi per certi aspetti porta dei temi nuovi, soprattutto il tema dell'integrazione sociale, Esatto. il tema di una nuova società fatta anche di tante persone che non appartengono, cioè che non erano note alla nostra società, che devono essere integrate, quindi creano dei grossi problemi appunto di integrazione. È chiaro che poi dopo quando questo meccanismo si inceppa oppure non trova modo diventa una manifestazione antisociale che poi entra nei nostri radar e quindi per certi aspetti diventa problematica. Però nel momento in cui noi dobbiamo affrontare il problema ci rendiamo conto che il problema a monte non è tanto un atteggiamento anti-istituzione o contro la regola, ma proprio una mancata integrazione sociale che sta sotto gli occhi di tutti, insomma, quindi sì. No, noi parlavamo prima proprio, e ne parlavamo anche al primo incontro, lei diceva ci sono delle reazioni, chiamiamole così, da parte dei ragazzi per un disagio anche di tipo familiare. Sì, cioè, oltre a quello che ho detto c'è anche questo, il tema familiare che sta ovviamente sta cambiando rispetto ai canoni a cui eravamo abituati. Adesso le famiglie sono impegnate su più fronti, padri e madri lavorano, sono coinvolti in contesti lavorativi importanti. Troviamo anche così ragazzi che non hanno i punti di riferimento che tradizionalmente venivano trovati a casa. Questa assenza, chiamiamola così, nel contesto educativo porta appunto a trovare questi ragazzi a essere spaesati, a trovare magari riferimenti in altri contesti. Poi ad aggravare le cose magari c'è una situazione di separazione oppure di divorzio tra i genitori, questo aggrava ulteriormente la situazione, per non parlare poi dopo che quella purtroppo è materia nostra, le situazioni di maltrattamento oppure di famiglie che si vivono magari qualche momento difficile per una questione proprio legata a grosse incomprensioni o atteggiamenti violenti, insomma. Quello che appunto dispiace è che questi ragazzi che vivono queste situazioni poi dopo sono portatori di comportamenti antisociali, antigiuridici che sì, è chiaro, poi portano delle conseguenze di carattere penale, però si vede da subito che la radice del problema ricade sempre in un contesto che non è stato capace di proteggere, educare, curare come tutti ci auspicano, insomma.
Ecco, nel tempo penso che lei abbia visto situazioni di difficoltà. Come viene gestita da parte vostra, dico, la situazione della... Diciamo, noi siamo uomini di diritto e quindi abbiamo dei paletti che la legge ci impone e seguiamo una procedura standard che è quella prevista dalla norma. È chiaro che l'approccio con delle tematiche così importanti che hanno a che fare proprio con la natura umana ci impongono un approccio di carattere proprio umano, cioè bisogna entrare in empatia con la persona che ci viene a rappresentare il proprio problema e non mi nascondo l'empatia o quantomeno il dialogo con la persona che sta commettendo quel tipo di azione che comunque è illegale o scorretta o comunque crea apprensione, proprio perché è fondamentale arrivare alla radice del problema, cioè capire che cos'è che lo genera, perché comporta a questo tipo di comportamento, atteggiamento, se vogliamo arrivare a che questo comportamento cessi. È un pochettino una sfida che riguarda noi nel nostro piccolo, ma che riguarda la società in senso lato, perché appunto questa è una problematica che deve essere affrontata su tutti a 360 gradi, non solo nell'ambito giudiziario. Noi arriviamo fino a un certo punto, dopodiché... Io le chiedo che cosa invece potrebbero fare i ragazzi, cioè nel momento in cui si accorgono che la situazione diventa difficile o comunque alcuni ragazzi, e lo devo dire, sono bravissimi anche a capire quali sono le situazioni di difficoltà rispetto a una problematica piuttosto che un'altra, perché i ragazzi poi alcuni hanno degli atteggiamenti, altri ne hanno altri positivi, ecco. Cosa possono fare i ragazzi nel momento in cui si accorgono di una situazione di difficoltà o di gestione, come gestirla? Questo è fondamentale perché noi siamo esseri che ha bisogno di un qualcuno, esseri sociali, quindi per forza di cose interagiamo, Sì. o vuoi prima col compagno, vuoi col fratello, vuoi con il cugino, quindi è necessario, fondamentale interagire. Quello che dice lei è fondamentale, perché se io mi accorgo che il mio compagno di classe sta vivendo una situazione o quantomeno ha cambiato atteggiamento, può darsi che lui in quel momento stia vivendo una situazione difficile. Quello potrebbe aiutare, se è rappresentato magari all'insegnante o a qualche genitore, aiutare questo ragazzo a tirare fuori il proprio problema, a rappresentarlo e scoprire poi magari qual è il problema che sta alla base. Noi ne abbiamo risolte tante o comunque ne abbiamo affrontate proprio in questa maniera. Allora io ribadisco, il fare squadra fra tutti è la regola numero uno, modo di vedere, perché ci permette di creare quel gruppo che dà ad ognuno di noi quel senso di appartenenza che ci aiuta ad affrontare i problemi. Cioè se uno ha dentro di sé questo senso di appartenenza ad una comunità, ad un gruppo, a un qualche cosa, affronta con maggiore forza, energia i problemi. Se uno invece sviluppa al contrario un senso di esclusione, là entriamo in una fase un po' più pericolosetta, se mi passa il termine, nel senso che andiamo a finire in un ambito dove se io non faccio parte di quel gruppo vado a cercarmelo fuori. Ed è un po' il fenomeno della baby gang, cioè dove vediamo appunto questi ragazzi che uno appartiene ad un'etnia, uno a quel gruppo, a quell'altro, che per una sorta di magia creano loro all'interno un senso di appartenenza degli esclusi. Quindi è là, in questo meccanismo noi dobbiamo arrivare per far ritornare nel senso di appartenenza, perché noi arriviamo sì con la norma, ma non è che aggiustiamo più di tanto. Sì, si fa il taccone, ma non noi dobbiamo correggere un comportamento che la norma ci dice che è vietato. Certo. Ma questo è un discorso molto più ampio.
Allora, io le faccio un'altra domanda, cioè prima stavamo parlando di appartenenze, appunto, cioè diventa divertente l'idea dell'appartenenza come appartenenza di un gruppo. Noi prima parlavamo, i ragazzi lo sanno già, insomma, del festival. Io sono la più vecchia del gruppo, abbiamo scoperto di essere quasi coetanei, quindi più o meno. Ehm, una volta forse l'appartenenza anche così sociale era molto evidente, per cui noi dicevamo, se qualcuno si ricorda negli anni 80, 90, chi era paninaro, chi era metallaro, chi era, ieri ne avevamo discusso anche con Tamburini. Secondo lei in questo periodo vede questa appartenenza ideologica e anche socialmente interessante, oppure appunto come già accennava, ma insomma questa difficoltà di essere un gruppo, sentirsi parte e anche gestire le proprie passioni, i propri desideri e vedere un futuro insieme ad altri ragazzi. È una tematica importante, fondamentale, perché è proprio l'alternativa che ha detto lei. Una volta c'era molto più forte questo sentire, questa volontà di appartenere a un qualche cosa. Adesso c'è una società fortemente tendente all'individualismo, cioè le persone tendono a racchiudersi, è circondata da tutti i social media con i quali virtualmente si collega, però di fatto poi alla fine non si incontra con le persone, però si accontentano appunto di far parte di un gruppo WhatsApp anziché un gruppo vero, fisico. Questo crea qualche problema di carattere sociale, sì, ma anche perché poi dopo lo vediamo anche negli atteggiamenti, ci sono poi questo non riuscire ad armonizzarsi con una comunità fa aumentare tutti quegli atteggiamenti antisociali che poi non dico che debbano necessariamente sfociare nel reato, però tante cose che vediamo possono essere magari risolte nell'ambito appunto di una comunità che ha le sue gerarchie, c'è l'anziano, c'è la persona che poi gli può dare il consiglio saggio. Adesso la gente tende un pochettino a ragionare in testa propria e fare in piena solitudine, svolgere la propria vita senza pensare più di tanto all'altro. Io le chiedo proprio, lei accennava ai social, quanto sono determinanti per la società di adesso, di quella nuova generazione di cui stiamo parlando, cioè i ragazzi dell'età appunto dai 10 anni in su, insomma. Mi viene a dire quasi tutto. Non possiamo sentirci esclusi noi, nel senso che tutta la società adesso vive attorno ai social. Però i social, noi lo sappiamo benissimo, comporta tantissime insidie, perché dietro i social ci sono appunto anche delle situazioni dove lasciamo perdere proprio le cose, le truffe, oppure ma ci possono essere dei veicoli importanti per persone che possono fare anche del male, e quindi bisogna avere sviluppare, educarsi soprattutto ad avere un atteggiamento di critica nei confronti dei social, o quantomeno saperlo usare tante quanto una macchina, mi viene a dire, se no qualcosa anche di più, perché ma voi vi siete trovati in situazioni di difficoltà proprio legate, le faccio un esempio, c'è un film molto interessante di Ivano De Matteo che parla proprio di crisi di una ragazza adolescente, perché l'uso dei social ha creato una comunicazione su un'azione fatta, ovviamente totale. Vi è mai capitato, le è mai capitato di trovarsi nella condizione di dover gestire un problema di questo genere? Mi verrebbe da dire quotidianamente, perché oramai, ecco, diciamo questo, lo strumento tecnico ha un effetto megafono
micidiale, è enorme. Mentre le marachelle che si combinavano una volta rimanevano nell'ambito magari del gruppetto, che adesso se si prende di mira magari questo ha un effetto dirompente, perché lo strumento informatico, urbi e torbi, e in maniera ossessiva manda avanti questo messaggio. Cioè, va sviluppata, per quello c'è il comportamento nell'utilizzo dei social, perché il ragazzo che prende in giro su un social media un ragazzo, un amico o una persona magari apparentemente debole, commette fa un danno notevole, perché l'offesa rimbalza e non si rendono conto che poi magari commettono reato. Commettono dei reati anche gravi. Quindi bisogna stare attenti. Cioè, è uno strumento che va usato anche perché il danno che crea è notevole. Adesso è inutile che vado a rappresentare problemi anche di carattere particolare, come il sextortion, che comunque c'è ed è importante, ed è sempre pericoloso, un pericolo, un'insidia che è presente, e quindi, rimanendo sempre il discorso dell'educazione, bisogna cercare di evitare di avere confidenza con lo strumento e anche con la persona che si conosce esclusivamente con lo strumento informatico, perché non si può mai sapere dietro chi ci può essere. Gli hacker o queste organizzazioni criminali sono abituate ad agire in un certo modo e ad entrare, loro sì, molto bene in empatia con il ragazzo o con la ragazza, e queste persone poi magari rincorrono il sogno giovanile, oppure hanno trovato l'uomo o la donna della vita, ti ritrovano a un certo punto con una richiesta estorsiva. Quindi ci troviamo da una banale comportamento adolescenziale che abbiamo tutti, a trovarsi a gestire una cosa che va assolutamente detto, va subito, immediatamente condiviso ai genitori e con noi, quindi senza farsi prendere dall'agitazione, però va rappresentato, non va tenuto, sapere anche che purtroppo accade anche molto spesso. No, difatti era una delle cose, cioè, noi cerchiamo come festival, insomma, come associazione, di educare i ragazzi nell'uso consapevole del mezzo. Ci rendiamo conto che non è facile, tante volte la pubblicazione di qualsiasi cosa è una pubblicazione diretta, senza il ragionamento che quella foto piuttosto che quella frase può diventare un motivo di discussione, eccetera. Ecco, quello che un po' le chiedo è se lei si è mai reso conto, e prima parlavamo di famiglia, quanto le famiglie sono fondamentali anche in questa parte di contenuto della nostra vita, cioè la famiglia quanto dovrebbe controllare, tra virgolette, quelle che sono le azioni banali che fanno i ragazzi con un cellulare piuttosto che con un tablet. Dovrebbe sviluppare un'attività di controllo, quello senz'altro. La famiglia va aiutata anche nel momento in cui, appunto, si diceva, la mamma è impegnata, il papà è impegnato, sono tutti presi, magari trovano anche facile aiuto, dice guarda, intanto vediti qualcosa su YouTube, eccetera. Però ecco, bisogna trovare il modo che possa trovare il tempo di parlarsi in maniera concreta, magari a tavola, magari in determinate cose vis-à-vis, cioè, per affrontare magari il problema, fra virgolette, rompersi le scatole a vicenda, dice, veniamo, parliamo, perché rifugiarsi ognuno nella propria stanza con il telefonino, la cosa sì, potrà essere un trastullo anche, certo. Però poi alla fine si perdono momenti preziosi.
quindi il confronto con la mamma che fammi vedere qua, oppure vedere, anche scherzare, vedere qualche cosa assieme, è un ritornare alle origini che secondo me fa bene, perché questi social, sì, questi strumenti sono fondamentali, vabbè, perché sono sicuramente delle comodità, però fino a un certo punto, se no siamo sempre lì No, col lei dice proprio dito. la condivisione da parte... Sì, no, condividere senz'altro sì, anche perché è riuscire anche, può essere non solo per il ragazzo, ma anche per l'adulto, riuscire a scoprire che piano piano possono emergere anche delle problematiche che devono essere affrontate quantomeno prima, subito nell'ambito familiare, e poi anche se la cosa è grave, anche eventualmente con noi, ecco. Ecco, parlavamo l'altra volta quanto è importante l'istituzione scolastica relativamente a quello che sono le problematiche sociali dei ragazzi. È un tema molto forte che noi sentiamo, nel senso che ci rendiamo conto che soprattutto la fascia d'età che riguarda la terza media, all'ingresso verso le scuole superiori, è il momento più critico, anche perché poi registriamo là il massimo, l'apice degli eventi dove siamo chiamati a intervenire. E ci rendiamo conto che la scuola ha un compito fondamentale, talmente grande, che mi verrebbe da dire quasi in aiuto, surroga alla famiglia, perché lì dove proprio la famiglia non ce la fa, è investita di grosse problematiche. Ed è chiaro anche dire che non si può lasciare la scuola da sola, perché un professore giustamente ha i suoi programmi ministeriali da seguire, ha il suo programma da portare a termine entro ed è l'istruzione. Però è chiaro che la società si deve interrogare su un nuovo modo di dover diciamo istruire a vivere anche i ragazzi e intercettare queste situazioni di disagio, cioè ci deve essere di grosso aiuto, perché quando arriviamo noi, fra virgolette, è già troppo tardi. È già l'ultima spiaggia. Sì, non deve accadere nulla di trascendentale, però voglio dire, è fondamentale quest'opera di prevenzione e c'è da auspicarsi che magari venga progettato queste scuole un po' più ampie nel vedere non solo l'ambito educativo, istruttivo, fine a se stesso, alla materia per la quale sono chiamati a scuola, ma anche aiutarli alla vita, nel senso che, ecco, per coltivare lì sì quel senso di appartenenza a cui mi rifacevo prima, che è fondamentale per i ragazzi, per dire, vabbè, io appartengo a questa non solo a questa scuola, ma a questa società. Certo. E là è la base di tutto. Io le faccio invece una domanda diversa, nel senso che i ragazzi, sicuramente alcuni ragazzi che sono collegati con noi ogni tanto dicono: ah, ma vorrei fare il militare, quindi prendiamo un po' ampia la cosa. Che tipo di percorso lei ha fatto per diventare quello che è, e quindi insomma una figura importante per la nostra città, è fondamentale, e che tipo di eventualmente idea dà a loro per riuscire a fare questo tipo di percorso adesso? Perché voglio dire, noi siamo, come dicevamo, della vecchia generazione, ma la nuova generazione vedo che... Allora, fare questo mestiere è un sentire. È chiaro che uno ha varie fasi della vita, no? Uno è ragazzo, è giovane, poi dopo diventa adulto e quindi l'approccio è diverso. Però quello che è fondamentale per un mestiere come il mio è la motivazione. Cioè quello che è fondamentale è il sentire un qualcosa dentro, perché è una professione di aiuto e tu devi sentire questo forte bisogno di prestarlo, quando uno ha questo tipo di motivazione affronta la qualunque, quindi sicuramente ci sono dei percorsi istruttivi importanti, si va
da casa, io ho fatto 2 anni di scuola, ho fatto prima il carabiniere ausiliario perché quando ero giovane c'era la leva. No, sono ancora giovanile. C'era la leva e quindi avevo fatto il carabiniere ausiliario e a un certo punto, poi dopo ho vinto il concorso da maresciallo e ho fatto 2 anni di scuola e dopo 2 anni di scuola sono stato destinato a un battaglione di carabinieri e poi dopo sono arrivato all'arma territoriale. L'Arma Territoriale da dove sono dal 2000, quindi sono più di 20 anni ed è, diciamo, a mia opinione, il mestiere più bello perché è pieno di patimenti, di difficoltà, però poi dopo a casa qualche soddisfazione te la porti. Allora, abbiamo una domanda proprio da una classe di Vittorio Veneto che dice: in che modo i carabinieri possono aiutare i ragazzi? In che modo possono aiutare i ragazzi? Intanto ascoltando, nel senso bisogna capire che tipo di problema c'è. Più che altro, ecco, noi poi sviluppiamo anche delle conferenze con i ragazzi a scuola. Noi teniamo molto al tema appunto dei social perché vediamo proprio le insidie che questi social, adesso ne ho accennato qualcuno, ma ce ne sono tantissime. E parlarne. Cioè, se c'è un problema di non tenerlo a casa, di non tenerlo per sé, se c'è una cosa che noi siamo lì, c'è sempre qualcuno e quindi voglio dire, poi se è un problema di carattere personale si può vedere di parlare, di trovare una soluzione, se è un problema più serio l'importante è sapere che una soluzione a tutto c'è. Ecco. Poi dopo se nello specifico va affrontata si può anche interpellare qualche altra istituzione. Un'altra domanda che arriva dai ragazzi: perché ha deciso di diventare carabiniere, che lo stava dicendo, e cosa lo ha spinto? Allora, cioè, in maniera molto chiara, io appunto c'era da assolvere gli obblighi di leva, uno che faceva il mio mestiere all'epoca mi disse vieni qua e fai la domanda, l'ha messa dentro la macchina da scrivere e io ho battuto la mia prima domanda da carabiniere. Poi questo è un sentire, cioè io ho sempre avuto un orgoglio per questa divisa che ho l'onore di indossare, quindi è una questione di sentimento, difficile da spiegare, è proprio un sentire. Certo. È un senso di appartenenza. È un senso di appartenenza forte, ma è che lo vedo anche in senso lato, nel senso non solo per l'Arma dei Carabinieri, ma per la società. E quando vedo anche tanti ragazzi, tanti miei colleghi, giovani ragazzi che lo fanno con passione, con determinazione, è una bella roba. Infatti era una delle domande che volevo farle. Quanti ragazzi giovani lei vede che sono passati nel tempo e in questo periodo qua, che voglio dire ormai appunto lei ha passato anche lei un tot di anni insomma di attività nell'Arma, adesso come adesso i ragazzi hanno la stessa passione, i nuovi carabinieri hanno la stessa passione e anche perché voi avete avuto come tanti voglio dire, una grande fortuna di avere delle serie TV molto interessanti sui carabinieri che hanno permesso di capire poi in modo ovviamente in modo così come racconto cinematografico, però insomma secondo me hanno un po' avvicinato alcuni giovani a questo tipo di percorso. Allora, si faceva un po' questo discorso prima e sembra quasi il salto generazionale, poi ho detto, oddio, siamo proprio diventati vecchi. Allora, diciamo che una volta era anche pretesa una maggiore dedizione e anche osservanza a determinate regole, nel senso all'essere anche militare. Oggi, non dico un po' meno, si è meno
però è sempre, Bellissimo. siamo sempre allo stesso discorso, cioè se uno è motivato e sente dentro questo fuoco che brucia dentro, affronta la qualunque. Io ho ragazzi che di fronte al problema si dimenticano dell'orologio e vanno avanti, nel senso che finché la cosa Va ma risolta. è così per tutti. È chiaro che bisogna fare squadra e bisogna motivare e motivarsi a vicenda. Il ragazzo che dovesse decidere di provare con la nostra vita deve proprio sentire questa voglia, questo senso di appartenenza per fare un qualche cosa. Magari 90 volte su 100, insomma, hai a che fare anche con tante cose magari un po' noiose, però quella volta che ti riesce di aiutare veramente o salvare, ti appaga per tutta la vita. Immagino. Ma infatti noi ogni tanto raccontiamo, no, anche ai ragazzi che vengono qua a fare i volontari, perché noi vediamo Montalbano per un'arma, poi c'è appunto i carabinieri per l'altra, insomma in Italia hanno gestito situazioni legate a quello che è proprio l'attività anche sul campo in modo abbastanza interessante, insomma, la cinematografia televisiva, chiamiamola così, ha determinato alcuni personaggi importanti che poi hanno fatto conoscere anche meglio quello che è l'attività della vostra arma o di un'arma diversa, insomma. Sì, da noi diciamo apparteniamo alla nazione ormai da più di 2 secoli. E poi l'arma ha questa sua essere capillare nel territorio e ha nella territorialità la sua identità. Sì. E quindi questo calarsi nella società fa sì che l'interazione è fortissima. Chi entra nelle nostre file, oltre a imparare un mestiere, sviluppa una capacità dove le doti di umanità e di empatia si sviluppano tantissimo, quindi proprio perché devi sapere interagire subito con 1000 situazioni, che può essere la più rischiosa, la situazione da proteggere, come anche una situazione normale di socialità. Però voglio dire, questo senso di umanità ci deve assolutamente, lo dobbiamo apprendere, lo si apprende con tanti anni di esperienza, ed è poi quello che poi per certi aspetti la gente apprezza di più, insomma, Certo. il riuscire a entrare in sintonia con il cittadino, che è la sfida di tutti i giorni di noi che facciamo questo mestiere. Io le faccio una domanda invece un po' così, se può rispondermi, perché si è mai trovato in un'occasione di casi veramente complicati, cioè voglio dire, quelli un po', chiamiamoli così, da film, con difficoltà anche fisiche di riuscire a gestire una problematica? Diciamo che questo avviene quasi quotidianamente, senza dover pensare a Sparatorie piuttosto. sì, cose avventurose Sì. che per carità di Dio possono anche accadere, accadono. Diciamo che non sempre si ha questa sensazione di poter operare secondo un libro prestampato. Diciamo, la difficoltà del nostro mestiere è quello di dover trovare la soluzione subito al momento, perché non tutto segue uno schema ben preciso. Certo. Le problematiche possono essere di ogni genere e vanno gestite in un certo modo. C'è una domanda da parte di un genitore. Buongiorno, da genitore volevo sapere se fate degli incontri nelle scuole per parlare della tematica dei problemi giovanili e nel caso come vengono organizzati questi incontri. L'iniziativa parte dalla scuola, cioè una richiesta che deve fare la scuola a voi?
No, è un'iniziativa che ha il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che investe noi dell'Arma Territoriale di contattare le scuole. Noi qua a Vittorio Veneto adesso iniziamo tra un mese circa gli incontri con le scuole superiori e sta avvenendo già da parecchio tempo con ormai una trafila ben rodata, voglio dire. È capitato anche a me a dover tenere questi incontri anche con piacere con i ragazzi. Poi quando entri con loro diciamo subito in comunicazione, vedi che si appassionano, vogliono sapere, interagiscono. Quindi... No, ma normalmente i ragazzi fanno così. Sì. Quello sì, dovrebbe poi, ecco, se c'è una cosa specifica, è importante recarsi nei comandi nostri, nei sedi dei comandi nostri, rappresentare, ma avremo piacere se anche il modo e il tempo, il modo e il tempo si trova, insomma. Vittorio Veneto, bisogna che sappiate, insomma, che se volete fare un tipo di attività del genere, insomma, chiamate. Noi abbiamo visto che è sempre disponibile, sono sempre disponibili. Sì, no, se possiamo, perché gli impegni sono tanti. Comunque c'è un calendario, noi adesso incominciamo e quindi questo in tutti i territori italiani, cioè adesso che noi stiamo parlando anche con altri. È il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha questa iniziativa ogni anno, periodica, viene fatte questi incontri con le scuole, con gli studenti. Allora, noi siamo arrivati ai 45 minuti, ormai abbiamo l'ora classica, no? No, possiamo sforare, non è un problema. No, tendenzialmente stiamo dentro i 45 minuti. Noi ringraziamo i ragazzi che ci hanno fatto le domande, perché è una cosa bella, insomma, vuol dire che erano tutti collegati, alle volte sono molto timidi e quindi non si agganciano. Poi Vittorio Veneto in particolare, siamo un po' nordici noi. Io la ringrazio tantissimo perché per noi è stato fondamentale. Insomma, io devo dire con Manuele, che è il vice direttore, quando l'abbiamo conosciuto, Manuele ha detto mi si è aperto un mondo, ci ha appassionato molto la sua figura e siamo molto contenti di vivere a Vittorio Veneto e di avere un luogotenente per il momento così. No, perché normalmente si ha sempre un po' di timore, cioè devo dire che qualsiasi, insomma, io parlo da cittadino, quando io arrivo mi danno le multe o rischio di questo, rischio quello, insomma c'è questo timore. Facciamo anche quello. Però devo dire che invece abbiamo trovato una persona, insomma, estremamente empatica, che non è facile, ripeto. Grazie. Quindi la ringraziamo, avremo occasione di rincontrarla. Va bene. La coinvolgeremo ancora nel futuro. Va bene. E adesso ci conosce e dovremo fare solo una chiacchierata per i nostri patrocini. Va bene. Grazie. Grazie a voi. Buona continuazione e buon lavoro. Grazie a voi, auguri a tutti. Grazie ragazzi. Ciao. Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it